parliamo anche dei Bersani, o si vendono i casini, i se tutti compagni, attori come Di Pietro e Berlusconi, fannulloni, fannulloni saremo gli altri, che i vega visto dormire sui banchi del Parlamento, che vergogna. Ludovico Pizzati, allora, i sondaggi, sempre i sondaggi che parliamo degli ultimi sondaggi, perché dall'altro ieri non se ne possono più fare in vista del voto, ma insomma qui nel Veneto e nel nord-est parlano di una tenuta del Popolo della Libertà e di un cedimento della Lega. Voi intercetterete questi voti che alcuni dicono che andranno a Grillo, cioè dei leghisti scontenti? Sicuramente sì, secondo i sondaggi che abbiamo visto noi, però ci interessa poco, perché queste divisioni dei sondaggi tra la partitocrazia italiana ci interessa molto poco. Il sondaggio che interessava a noi di Indipendenza Veneta era quello sul referendum, cioè se i veneti avrebbero votato sì a un referendum per dichiarare l'indipendenza del Veneto. Questo è venuto fuori ai primi di gennaio, che il 57% dei veneti voterebbe sì, a prescindere dalla collocazione politica, se è di destra o di sinistra, quindi quello è il risultato, il sondaggio che interessa a noi, perché quando volevamo parlare di fatti, che le cose non vanno bene e si vuole cercare una soluzione, bisogna guardare cos'è il problema. Il problema è che lo Stato italiano ha la tassazione più alta al mondo. È impossibile competere in un mondo globalizzato con le tasse a questo livello quando mancano i servizi pubblici. Sappiamo che il sistema Italia è irriformabile, l'abbiamo visto, abbiamo provato di tutto negli ultimi 30 anni. L'unica via di uscita è fare la vera riforma amministrativa, che è quella della completa indipendenza politica. Perché dico che è quella vera? Perché è fattibile farlo nel contesto europeo. Sappiamo che nel 2014 la Scozia voterà in un referendum per l'indipendenza, sappiamo che la Catalogna farà altrettanto ed è possibile farlo anche qua in Veneto. Questo per avere un futuro con meno tasse, con più servizi, una semplice riforma amministrativa per vivere meglio noi veneti e per anche creare dei virtuosismi che miglioreranno la situazione anche nel resto della penisola. Allora, quindi io ci vedo senz'altro una autonomia in queste realtà di confine, ma che è una cosa totalmente diversa dallo smembramento dell'unità nazionale, perché l'Italia è una deve rimanere. Allora, meno tasse sulle aree di confine, l'Italia è una deve rimanere. Pizzati. Sì, l'analisi del problema l'ha fatta, perché lo sappiamo ormai tutti che c'è l'assistenzialismo al sud, che in sostanza mantiene un sistema feudale, e al nord c'è una tassazione che non corrisponde al livello di servizio pubblico che abbiamo, che crea un serio problema di competitività con l'Europa e con il resto del mondo. Quindi in sostanza quello che dice se ci fosse un'autonomia, allora ci potrebbe diminuire le tasse qua in Veneto, ci sarebbe più risorse per i nostri comuni e quindi l'economia, le nostre imprese avrebbero più respiro, più ossigeno e potrebbero competere. Quindi sì, è vero, sarebbe molto bello avere un federalismo di tipo svizzero. Il problema è come ci arrivi, perché in un sistema dove la maggioranza dei voti viene da regioni che ricevono più di quello che danno, e c'è solo una minoranza di voti, praticamente il Veneto e la Lombardia, che danno più di quanto ricevono, sarai sempre una minoranza nel Parlamento italiano, dove è il luogo che può riformare lo Stato italiano. Questo abbiamo visto per anni e anni e anni che è impossibile da riformare. Non importa se lo chiami federalismo, se lo chiami devolution, se lo chiami autonomia, è impossibile passando per Roma. Per quello dico, l'unica soluzione, è vero, a Di Pietro non può piacere perché è innamorato dell'unità nazionale dell'Italia, ma l'unica soluzione, l'unica
l'unica vera riforma è quella della completa indipendenza politica, perché quello sì che è un percorso possibile. È un percorso possibile perché non passa per Roma. Non passa per Roma come tutte le altre riforme dello Stato italiano, perché questo si appella a un diritto che è al di sopra della Costituzione, un diritto tutelato dalla comunità internazionale, che è quello che noi come popolo non siamo dei sudditi, non viviamo in un sistema feudale, quindi sono solo i veneti che hanno il diritto di decidere. Ed è per questo che Indipendenza Veneta questo sabato porterà 10.000 persone di fronte a Palazzo Ferrofini, il Consiglio regionale, per presentare una proposta di legge già presentata, già fatta da Indipendenza Veneta dai nostri avvocati, per indire il referendum per l'indipendenza del Veneto nel 2013, il 6 ottobre 2013. Questo è possibile farlo perché è un percorso che passa solo per Venezia e solo per la volontà dei cittadini veneti. Basta solo una maggioranza di veneti per farlo, non occorre chiedere permesso a Roma. È la via più breve per risolvere tutti i problemi, che siano di tasse, che siano di crediti per le imprese. È l'unica maniera, l'unica vera riforma che non smantella la cultura italiana, i rapporti con le altre realtà della penisola, ma semplicemente porta benessere a noi veneti e rompe quella catena, quel cordone ombelicale di assistenzialismo. Ecco, sull'IMU voi come vi siete espressi, diciamo, sul rimborso dell'IMU, sareste d'accordo? Noi siamo contrari all'IMU, però siamo ancora più contrari all'ipocrisia, cioè di sentire esponenti di un partito che ha votato per l'IMU, come il PDL, adesso promettere l'opposto. Io non so se sono più allucinato dal servizio mostrato del povero che viveva in macchina, perché cioè, è dal 2008 che siamo in recessione. Cioè, la crisi finanziaria è iniziata nel 2009, ma l'Italia è l'unico paese al mondo, era in recessione con meno 1,3 già dal 2008. Quindi 5 anni, cioè, è quasi, siamo già forse troppo bravi a non essere messi ancora peggio dopo 5 anni. Ma il problema, io sono ancora più allucinato che dopo questi 5 anni di crisi, ma di 30 anni di politica che non ha assolutamente combinato niente in Italia, ancora si brontola dicendo i politici devono fare questo e si fa la gara delle scommesse, delle promesse, dimezzerò gli stipendi, toglierò l'IMU. Quello che i veneti devono capire è che non bisogna più affidare queste cose ai politici, non è un concorso di bellezza, adesso vediamo, mandiamo ancora un'altra volta qualcun altro in Parlamento italiano e vediamo come ci frega. Ci vuole democrazia diretta, bisogna agire come cittadini e riprendersi la nostra sovranità. Questo è Indipendenza Veneta, questo è quello che stiamo facendo, che è un percorso brevissimo. È un percorso brevissimo che ci può portare alla completa indipendenza politica entro l'ottobre del 2013. E questo anche parlando dell'euro che non va bene così. All'interno del sistema italiano è impossibile uscire dall'euro. L'unica maniera... Sì, no, però è un'opinione, va bene. Però l'unica maniera per uscirne, in questo caso qua, è con la creazione di un nuovo Stato, perché l'Unione Europea ha proprio risposto, nel caso della Scozia che sta facendo un referendum per l'indipendenza, che nel caso la Scozia diventi indipendente deve rinegoziare tutto. Quindi i problemi con l'agricoltura, il patto di stabilità, l'euro. L'unica maniera per ridiscutere tutto questo non è tramite l'Italia, non è tramite il Parlamento italiano, ma è tramite la completa indipendenza politica del Veneto. Questa è perché ci vuole una dichiarazione di indipendenza del Veneto. Io voto per nel frattempo, perché da qui a ottobre falliamo. Nel frattempo da qui a ottobre io voto per il però dopo io non voglio il tuo voto. Io voglio che questo sabato a Venezia alle 3 di pomeriggio vieni con altri 10.000 veneti a presentare questa proposta di legge regionale per indire il referendum. Pizzati. Questo è allora scusate, vorrei chiudere il giro.